STIHL fa soffiatori. Sui modelli portati a spalla ha intuito che potrebbe essere un vantaggio quello di poterlo rimettere in moto senza doverselo togliere, per cui ha, diciamo, studiato un dispositivo che attraverso lo schiacciamento di un pulsante la macchina va in moto. Questo è il BR450CF. In pratica la prima accensione si fa sempre a mano, dopodiché ha un dispositivo al suo interno che mantiene ricaricata la batteria, quindi non abbiamo bisogno di applicarla a un caricabatterie, quindi è un sistema virtuoso. Andiamo fuori, altrimenti qui in negozio facciamo, diciamo, un po' di rumore. Rumore sì, puzza no, perché abbiamo utilizzato la miscela alchilata, che è un carburante speciale di produzione STIHL, che va a togliere il 90% di quello che respiriamo nei carburanti che può causare il tumore, ed è un carburante studiato apposta per il fermomacchina. Significa che io fermo la mia macchina, la lascio ferma un mese, 2 mesi, anche un anno, vado a mettere in moto la macchina, mi viene garantita la messa in moto, e questo è un vantaggio enorme, oltre a mantenere più pulito il motore e di fare in maniera che le accensioni sono sempre eccellenti. Prima accensione su queste macchine che hanno l'accensione agevolata con un pulsante va sempre fatta a mano, in maniera tradizionale, quindi non facciamo altro che caricare il nostro primer 3-4 volte, spingendolo a fondo, dopodiché inseriamo l'aria e tiriamo. Spegniamo, vogliamo riaccendere la macchina e questo è il movimento che noi dobbiamo fare. Voglio accendere la macchina, ce l'ho sopra le spalle, pulsantino,